Ben ritrovati alla quinta puntata di Direzione Territorio, rubrica di Unione Veneta Bonifiche che dà voce ai consorzi di bonifica del Veneto. In questa puntata siamo andati nel Padovano per affrontare un tema, il tema delle piogge violente, concentrate in poche ore, talvolta addirittura in pochi minuti, che continuano a mettere in difficoltà le città appunto dell'Interland padovano. La crescente urbanizzazione del Veneto ha creato situazioni idrauliche complicate, reti fognarie inadeguate, riduzione degli invasi privati e talvolta canali che vengono occlusi per far spazio a nuove abitazioni. 20 mm di acqua in pochi minuti mettono a repentaglio il sistema fognario. Serve quindi intervenire. Sentiamo. Anche gli impianti idrovori e l'impianto qui in Noventana, oltre che sollevare le acque di una parte, di una porzione di Padova, Noventa Padovana e Vigonza, in realtà è anche la realizzazione di un grande canale che raccoglie le acque prima di scaricarle all'interno del fiume, e questo vale anche per i nuovi progetti Limenella Fossetta e in tutte quelle aree dove la trasformazione avvenuta negli ultimi decenni sta mettendo in difficoltà la garanzia da un punto di vista del rischio idraulico. Una soluzione c'è, ce la propone il Consorzio Adige-Euganeo, che ha attivato un'iniziativa in una zona che curiosamente si chiama Palù. Sentiamo. Il Consorzio di Bonifica oggi sta predisponendo una serie di interventi fatti che si stanno facendo per cercare di creare tanti bacini di laminazione, in modo particolare nelle zone più depresse nel territorio, ma vicine alle zone urbanizzate che hanno problemi. Questo non è il solo caso di laminazione delle piene, ci sono anche aree con una triplice funzione, come ad esempio l'oasi di Cadimezzo. Sentiamo. Questo bacino, che può essere aumentato nella sua quantità d'acqua che riceve di oltre 2 milioni di metri cubi d'acqua, è un'ottima vasca di laminazione per il canale altopiano che nasce già alle pendici di Colli Euganei e arriva fino alla laguna di Venezia. L'altra valenza è una valenza ovviamente per l'irrigazione, perché l'acqua che sosta qua e che migliora poi tenendola è a disposizione per le aziende agricole nei momenti in cui vanno in crisi con l'acqua di irrigazione. Bene, Direzione Territorio è giunta alla sua conclusione, nuova puntata come sempre fra 15 giorni con nuovi spunti e approfondimenti. A presto!